i danni sono ingenti. Sì, sono molto molto forti perché la mareggiata ha avuto un impatto devastante sul sistema di ormeggio che a catena ha deformato o rotto le gabbie e le reti, quindi il grosso del danno è stato tutto il pesce che è fuoriuscito e che abbiamo perso. Noi abbiamo stimato una perdita di 60% del pesce che abbiamo e quindi un danno indicativo sui 3 milioni e 200 mila euro di pesce perso, che sarà difficile ricostruire perché il pesce ci mette 2 anni a crescere, quindi abbiamo perso quello che era pronto per la vendita e adesso ci ritroviamo in pratica azzerati di un lavoro quasi ventennale. Tra l'altro voi eravate pronti perché chiaramente l'allerta rossa era arrivata. Cos'è che è successo? Qualcosa di più grande di quello che aspettavate? Sì, sicuramente sì, perché abbiamo da 20 anni che siamo presenti qui e abbiamo avuto mareggiate anche molto grosse e significative e non abbiamo mai avuto un danno di questo tipo. Si è sicuramente cambiato qualcosa dal punto di vista delle caratteristiche delle sollecitazioni meteorologiche, le onde sono state altissime e questo ha provocato proprio il fatto che le ancore, che pesano 750 kg e hanno 1 tonnellata di catena, si sono mosse sul fondo ma di 15 metri. E quindi questo era veramente fuori anche dal progetto, diciamo. Ora bisognerà rivedere tutto con dei nuovi dati e ripensare e riprogettare tutto il sistema. Allora bisogna tenere duro anche perché insomma, ormai eravate conosciuti e il vostro pesce l'abbiamo apprezzato tutti quanti nel nostro comprensorio e credo non solo nel nostro comprensorio. È vero, anche fuori. Infatti anche per dire un nostro grosso cliente che è a Milano mi ha confermato l'assoluta volontà di continuare con noi, di aspettarci, darci il tempo che ci riprendiamo, ma proprio fidelizzato tanti clienti che ci hanno anche dato forza perché abbiamo anche raccolto più di 2000 firme a sostegno della nostra attività proprio perché in questi 20 anni ci siamo fatti apprezzare, quindi questo almeno psicologicamente serve come spinta per andare avanti.